gruppo di Cafarsetti conferma le indiscrezioni. Il sindaco di Venezia sarà in consiglio comunale la prossima settimana e non più a settembre. Stasera a Venezia assemblea pubblica delle opposizioni per chiedere le dimissioni. Sovraffollamento, alta tensione nella notte nel carcere di Venezia per la rivolta di 4 detenuti armati di spranghe che hanno dato fuoco a lenzuola e giornali. Il sindacato degli agenti penitenziari, situazione insostenibile. Nel sottotetto del campanile di Pernumia, nel Padovano, scoperte per caso 5 bombe integre e funzionanti. Gli ordigni fatti brillare, il giallo su chi possa averli nascosti. Il sindaco: temo che qualcuno volesse usarle. Guasto elettrico, momenti di terrore a Cortina per lo sganciamento improvviso di una cabina della funivia delle Tofane su cui si trovavano 30 turisti. In funzione il treno di emergenza, fortunatamente nessun ferito. Violenta grandinata tra Verona e Vicenza, paura per grossi chicchi di ghiaccio che colpiscono le auto in autostrada, alcuni parabrezza distrutti. Malore al volante, 80enne storico alpino di Godega di Sant'Urbano perde il controllo dell'auto a poca distanza da casa, urta un furgone e finisce contro una siepe. Il dolore del nipote, l'ho salutato stamattina, poi la tragedia. Raffica di malore tra bimbi e ragazzi di elementari e medie di Torreglia in un campo scuola organizzato dalla parrocchia in Trentino, alcuni dei giovanissimi ricoverati. Dopo 14 anni l'Università di Padova torna prima tra gli atenei d'Italia nella classifica Censis Repubblica, scalzando Bologna e la Sapienza di Roma. La rettrice Mappelli, orgogliosa, frutto di un grande lavoro. Questi i titoli dell'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque l'inchiesta corruzione a Venezia con l'assemblea organizzata dalle opposizioni, e questo per chiedere ancora una volta le dimissioni del sindaco Brugnaro e della giunta. Allora andiamo subito in collegamento a Venezia con la nostra Anna Maria Parisi e Nicoletta Rizzetto per raccontarci che clima si respira alla manifestazione. Buonasera Anna Maria. Eccoci in diretta Francesca, buonasera. Come vedi con le immagini di Nicoletta Rizzetto sono in corso gli interventi non soltanto di tutto il mondo della politica regionale e comunale da parte dell'opposizione, ma anche di tutti i comitati e associazioni cittadine, Venezia e Mestre e non soltanto. Adesso stanno intervenendo una rappresentante dell'associazione Umberto I di Mestre, quindi uno dei famosi buchi neri di cui abbiamo relazionato anche nei servizi dei giorni scorsi. Si ricomincia da qui al grido di dimissioni subito con un fiume di applausi scrosciante da parte delle tantissime persone presenti. Come vedi c'è gente anche seduta con le sedie. Quante le persone? Ci siamo tutti, così mi hanno risposto, tutti quelli che devono esserci ci sono. E allora si ricomincia da qui con una data, venerdì 2 agosto, ore 10, presso il municipio di Mestre, dove il sindaco Luigi Brugnaro dovrà relazionare di quanto sta accadendo nel corso del Consiglio Comunale. Tutti i dettagli nel servizio a seguire e poi ancora qui. Abbiamo deciso che il prossimo Consiglio Comunale sarà il 2 di agosto, che è venerdì 2 agosto, con inizio alle convocazione alle 10 per l'audizione del sindaco. Il sindaco ci sarà? E il sindaco ci sarà. Al contrario di quanto aveva comunicato precedentemente, la decisione è stata presa nel corso della riunione dei capigruppo in Consiglio Comunale svoltasi in municipio a Mestre. Il pressing fatto in questi giorni è dunque riuscito. Hanno preso atto della nostra richiesta di Consiglio straordinario e quindi a norma di regolamento è stato deliberato che si tenesse il 2. Troppe volte questa amministrazione ha vantato il diritto di poter fare ciò che voleva perché aveva la maggioranza, e molte volte noi abbiamo richiamato il dovere per questa maggioranza di fare le cose insieme e non di farle da soli. Ci sembra che queste posizioni che stanno emergendo siano, al di là dello sgretolamento, della solidità della maggioranza, siano un atto di responsabilità almeno apparente. Sia maggioranza che opposizioni pretendono chiarimenti dal sindaco, che non possono arrivare dopo la pausa estiva come invece lui aveva detto di voler fare. Abbiamo chiesto i chiarimenti e abbiamo chiesto appunto che la rassicurazione che la macchina non si fermi per il bene della cittadinanza, del comune stesso. Non abbiamo fatto richieste di dimissioni, abbiamo fatto richieste che il sindaco valuti quello che ritiene migliore. Di diversa opinione le opposizioni, che invece continuano a chiedere le dimissioni e mettono sul piatto comportamenti ritenuti poco consoni. È grave che abbiano scelto di farlo a Mestre il Consiglio straordinario, perché
in quanto straordinario doveva essere in una sede ordinaria che è quella di Venezia. Il fatto che abbiano scelto di farlo qua è come un atto di difesa, insomma un atto di un po' viltà, ecco, e questo non fa onore a questa giunta. Abbiamo fatto un po' una discussione perché all'inizio volevano addirittura confinare i cittadini solo sull'Androne al piano terra. Fortunatamente un po' la ragione li ha riportati appunto alla ragione e quindi potranno partecipare anche in questo piano qui dove siamo adesso. Il regolamento che hanno imposto, non per questa volta ma ancora dallo scorso mandato amministrativo, limita fortemente il tempo e le modalità di intervento dei consiglieri. Noi abbiamo chiesto che ci sia più tempo per discutere in un'occasione così straordinaria, in attesa di mandarli a casa e di cambiare questo regolamento poco democratico. Intanto dal 31 luglio inizieranno le udienze al Tribunale del Riesame di Venezia per gli indagati. Le prime riguardano alcuni degli imprenditori soggetti al provvedimento del divieto di impresa. Per quanto riguarda l'ex assessore Boraso in carcere, il termine per l'istanza è per domani. Il suo legale attende di incontrarlo. Dobbiamo vedere se presentarla o meno. Una volta che abbiamo deciso di presentarla, poi valuteremo poi. In campo fortemente, ricordo la più grande manifestazione. Ecco, adesso è in corso l'intervento di Gianfranco Bettin, capogruppo verde progressista, devo dire veramente infuocato. E con me invece la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, Sara Wiesmann. Buongiorno a tutti. Quindi Sara, quali possibili scenari a cui potremo assistere il prossimo 2 agosto? Intanto il prossimo 2 agosto è una vittoria delle opposizioni che hanno costretto il sindaco a venire a relazionare in Consiglio Comunale ad agosto e non a settembre come pensava lui. Il TUEL vale anche per lui. Dopodiché noi ovviamente chiederemo e ribadiremo la necessità che il sindaco faccia un passo indietro. Non è possibile che che a Venezia noi abbiamo un piano anticorruzione e quel piano anticorruzione è stato bellamente ignorato, come fosse un piccolo gadget da tenere in una sala da pranzo. Ecco, quindi poi c'è vicino anche a Nicoletta Rizzetto c'è anche la consigliera regionale Erika Baldin, poi facciamo un'altra intervista anche con lei, Erika. Dunque, tornando invece a Sara Wiesmann, quindi in definitiva siamo in chiusura, il 2 o si dimette il sindaco o cade la giunta? Questo non è detto che cada la giunta, bisogna vedere anche cosa decideranno gli altri partiti che sono in maggioranza. Noi non abbiamo i numeri per far cadere il sindaco, ovviamente i mal di pancia però li abbiamo visti tutti. Abbiamo visto anche la presa di posizione forte di Forza Italia e Fratelli d'Italia, con Lega invece un po' tiepidina. Da Venezia è tutto, grazie a Sara Wiesmann, la linea torna allo studio. Francesca. Grazie Anna Maria, grazie a Nicoletta Rizzetto per le immagini e noi andiamo avanti con la cronaca. Momenti di grande tensione la scorsa notte nella casa circondariale di Venezia. 4 detenuti di origine magrebina hanno messo in atto una protesta che ha tenuto in scacco anche gli agenti. Gravi disordini a partire dall'1 di stanotte nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore. 4 detenuti di origine magrebina armati di spranghe di ferro ricavate dalle brande hanno messo a soqquadro il reparto d'appartenenza e tenuto in scacco per ore l'intero carcere, nonostante la professionalità degli agenti di polizia penitenziaria. I detenuti, ha dichiarato il segretario per il Triveneto del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria Giovanni Vona, hanno devastato la rotonda, l'ufficio della sorveglianza generale, distrutto computer, registri, scrivanie e incendiato lenzuola e giornali. Sono stati chiamati in soccorso da casa i colleghi fuori servizio e solamente dopo una faticosa opera di mediazione la protesta è rientrata questa mattina, ha concluso Vona. Un episodio preoccupante che arriva a poco tempo di distanza dal suicidio di un detenuto nel carcere veneziano e per cui vari sindacati erano già insorti denunciando per l'ennesima volta la situazione ormai al collasso all'interno della struttura, anche per gli agenti di polizia penitenziaria, come ha evidenziato il segretario generale del Sappe, Donato Capece. La situazione, ha detto, è allarmante, anche perché nelle scorse settimane altri agenti penitenziari nel Triveneto hanno subito aggressioni da parte della
della popolazione detenuta. Bisogna agire. Una scoperta incredibile, quella fatta per Numia, nel Padovano, dove sono state trovate alcune bombe a mano nascoste nel campanile della chiesa. Probabilmente se quei ragazzi non avessero deciso di pulire le scale del campanile, quelle bombe sarebbero rimaste lì, nascoste dalla polvere e dalle pietre. Ma la buona lena di 2 giovani volontari di Pernumia ha portato alla luce qualcosa di impensabile, tanto che si parla già di mistero. Sono bombe recenti, probabilmente degli anni 50, e una in particolare è ancora in produzione. Quindi, come ha spiegato il sindaco, si tratta di bombe recenti, perfettamente integre, di fabbricazione nazionale. Una di queste è un modello tuttora in dotazione all'esercito italiano. Il mistero si infittisce, come e quando sono arrivate e soprattutto chi le ha nascoste nel campanile. È un posto sicuramente di facile occultamento. Tenete presente che se non c'erano i ragazzi che hanno fatto comunque la sistemazione della scala e i lavori di pulizia, quegli ordigni restavano là. Quindi noi pensiamo che tutto quel materiale ritrovato fosse in realtà un deposito che poteva essere utile a qualsiasi persona nel momento in cui potesse servire. L'ipotesi di un partigiano che le ha nascoste dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale sembra essersi dissolta come una bolla di sapone. Le bombe erano avvolte da un sacco di carta di una ditta di cemento chiusa nel 1951. L'ultima manutenzione del campanile risale invece alla fine degli anni 50. Il dubbio dunque che l'accesso alla torre campanaria per nasconderle possa essere avvenuto dopo. La domanda sì, effettivamente sporge spontanea, vuol dire che qualcuno le ha prese, sottratte da un magazzino militare e depositate per proprio uso e consumo su una cella campanaria. Quindi probabilmente, questa è una domanda che mi faccio io, poteva essere un posto da occultare e essere utilizzato a uso e consumo. Quindi questa è la mia preoccupazione, che qualcuno avesse utilizzato la cella campanaria per depositare delle armi e delle munizioni che potevano servire per fare degli atti vandalici o comunque atti di crimine. L'indagine dei carabinieri, intanto le 5 bombe a mano sono state fatte brillare in sicurezza in un campo agricolo isolato dagli artificieri e tutta l'area della chiesa è stata sottoposta a bonifica. L'area è stata bonificata, non solo l'area del campanile ma l'attigua chiesa e tutto il sagrato. Attimi di terrore a Cortina d'Ampezzo, dove la funivia che trasportava un gruppo di turisti in vetta nella vetta centrale delle Tofane si è sganciata all'improvviso dalla stazione di arrivo. È un'accelerazione molto progressiva, no? Invece adesso era strappia, dondolato molto, probabilmente si può lamentare. Sono stati attimi di panico quelli vissuti dai 30 passeggeri che attorno alle 16 di domenica scorsa si trovavano sulla funivia Tofana Freccia del Cielo che collega la Tofana di Mezzo al centro di Cortina d'Ampezzo. La cabina che stava per eseguire la discesa dalla stazione sommitale a 3200 metri di quota verso quella intermedia di Col Druchet si sarebbe improvvisamente e bruscamente sganciata dalla partenza, percorrendo alcuni metri in maniera incontrollata fino all'attivazione del freno di emergenza che ne avrebbe arrestato la corsa facendola però oscillare pericolosamente. Nessuna conseguenza per i passeggeri nonostante gli attimi di vero terrore, poiché anche se in forma più lieve la stessa dinamica, come testimoniano queste immagini, si sarebbe ripetuta almeno altre 2 volte. Sulla vicenda il primo cittadino di Cortina si è espresso manifestando la massima fiducia sulla qualità e affidabilità dell'impresa che gestisce l'impianto. Quello che posso dire io è che la società, Tofana, è una società assolutamente seria che per quanto mi riguarda è da anni sul territorio e quindi ha sempre dimostrato di saper utilizzare gli impianti nel migliore dei modi. Mi sembra di capire che comunque è stato un danno elettrico dovuto ai fulmini, ma che prontamente tutti i sistemi sono entrati in servizio. Ci sarebbe un guasto all'impianto elettrico dunque all'origine del malfunzionamento, forse causato dal temporale che quel pomeriggio si stava abbattendo sulle Dolomiti. Grazie all'attivazione di un secondo motore i passeggeri sono stati fatti risalire alla stazione di partenza, da cui dopo le verifiche dei tecnici durate fino alle 20 sono stati finalmente riportati a valle. Sulla vicenda sia la società Tofana che l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari hanno finora preferito mantenere il massimo riservo. Ancora maltempo in Veneto con una violenta grandinata nel primo pomeriggio di oggi tra il Vicentino e l'est veronese. Grossi chicchi di ghiaccio, li sentiamo.
Ecco, sentite il rumore di questa grandine grossa come palline da tennis che ha colpito la zona di Monteforte d'Alpone, ma anche a San Bonifacio. Vedete il vetro, avete visto il vetro di quest'auto, il parabrezza di quest'auto che stava viaggiando lungo l'autostrada A4 tra Verona e Vicenza, letteralmente danneggiato, se non per non dire distrutto, dai chicchi di grandine. Tragedia della strada poco dopo le 12 a Castelletto di Brenzone, nel Veronese, dove un 58enne originario della Repubblica Ceca ha perso la vita dopo essersi schiantato essersi schiantato a bordo del suo scooter contro la cancellata di un hotel che si trova lungo la strada Gardesana. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. E c'è un malore all'origine della morte di Domenico Toffoli, 80 anni, che questa mattina è uscito autonomamente di strada ribaltandosi contro una siepe a Godega di Sant'Urbano nel Trevigiano. Sono arrivato a casa, l'ho incrociato nel cortile come tutte le mattine, noi ci salutiamo alzando semplicemente il braccio come si faceva una volta e niente, poi quella è stata l'ultima volta che l'ho visto. Mi è arrivata una chiamata mezz'ora dopo, penso, e da parte di mio papà che mi diceva che il nonno aveva fatto un incidente. Ho corso più che potevo, sono arrivato qui per primo, dei parenti, però mi hanno detto che insomma non c'era più nulla da fare. Quasi certamente è stato un malore all'origine del dramma che ha colpito Domenico Toffoli, 80enne, alpino e agricoltore in pensione, che questa mattina era uscito di casa al volante della sua Opel verso le 9:45 per andare a comprare un pezzo di ricambio per il suo trattore. Ma a pochi metri da casa, in via Codalonga, a Godega di Sant'Urbano, si è sentito male. Ha urtato con la ruota contro un furgone Vito Mercedes e poi si è ribaltato, finendo la sua corsa contro la siepe di un'abitazione. Una persona ben voluta da tutti, grande lavoratore, amato e ancora attivo nella vita del paese e della comunità, che ha lasciato bellissimi ricordi in quanti lo hanno conosciuto. Era alpino, lui era sempre attivo sia nei campi, con noi giocava a carte, era allegro, simpatico, aveva sempre la battuta pronta, quindi ho un bellissimo ricordo di mio nonno. Mi ha insegnato tanto, soprattutto dei sani valori come sacrificio, stare sempre comunque in famiglia, uniti, quindi lo porterò sicuramente sempre con me. Domenico non aveva nessun problema di cuore, dicono i figli Paolo, Fabio e Gianni. Difficile dunque darsi delle spiegazioni. Vano è stato ogni tentativo da parte dei sanitari del SUEM 118, arrivati anche con l'elicottero decollato dall'ospedale Cafoncello di Treviso, di rianimarlo. Una di quelle persone proprio buone, no? Quando parliamo di persone buone che si dedicano agli altri, veramente una bella persona. Infatti quando ho saputo questa mattina dell'incidente, insomma, ne sono rimasta anche dispiaciuta conoscendolo personalmente. Domenico lascia la moglie Elide, i 3 figli e 6 nipoti: Andrea, Francesco, Leonardo, Alice, Cristian e Lorenzo. A Torreglia una quarantina di bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie colpiti da gastroenterite durante un campo scuola in Trentino Alto Adige. Doveva essere una settimana di divertimento senza genitori insieme agli animatori della parrocchia, ma per un gruppo di ragazzini delle scuole elementari e medie di Torreglia il campo scuola in una località della Val di Non in Trentino si è trasformato in un'agonia. Una ventina di bambini delle elementari prima e una ventina di ragazzi delle medie poi, il giorno dopo l'arrivo, hanno iniziato a sentirsi male. Vomito, dissenteria e febbre alta, questi i sintomi di quella che si è rivelata essere una forma forte di gastroenterite. Sembra che alcuni siano stati portati via in ambulanza. Provati dal vomito e dalla dissenteria, i bambini di Torreglia sono stati fatti rientrare in anticipo e il campo scuola è stato chiuso. I ragazzi erano alloggiati a Coredo, frazione del comune di Predaia, in provincia di Trento. Il servizio igiene del posto sta effettuando dei controlli sull'acqua, ma nell'albo pretorio del comune nei giorni scorsi è apparsa un'ordinanza firmata dalla sindaca che invita i cittadini a far bollire l'acqua per uso alimentare per tutte le utenze servite dalla rete acquedottistica della frazione di Torra. I genitori di Torreglia, preoccupati, sono corsi a recuperare i figli in montagna e ora chiedono chiarimenti sulla vicenda. L'Università di Padova, prima in Italia secondo la classifica stilata da Censis Repubblica, dopo 14 anni il Bo torna a superare la sua storica rivale, l'Università di Bologna.
prima università italiana, un orgoglio ma anche una grande responsabilità. Un orgoglio, una grande responsabilità e oggi anche una grande soddisfazione. Sì, è una grande responsabilità e una responsabilità nei confronti dei nostri studenti, che ormai siamo a quota più di 74.000, e poi nei confronti anche del Paese, perché noi formiamo i giovani del futuro. Un giorno storico per l'Università di Padova, che dopo 14 anni torna a riconquistare il primato tra i mega atenei statali italiani, secondo la classifica Censis Repubblica, superando la storica rivale, l'Università di Bologna, dalla cui costora nacque nel 1222. 24.000 nuove matricole all'anno, 200 corsi di studio, 93 corsi di laurea, 14 corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 100 corsi di laurea magistrale. Una macchina complessa che conquista il suo primato grazie a uno degli investimenti principali degli ultimi anni, l'internazionalizzazione. Il primo punto è quello dell'internazionalizzazione, su cui noi stiamo lavorando veramente da molto tempo, e solo per darvi un dato, l'anno prossimo partiremo con 207 corsi di studio, e di questi 207 corsi di studio ben 60 sono erogati interamente in lingua inglese. Però non è solo quello, non è sufficiente erogare dei corsi in lingua, bisogna mettere in atto poi tutta una serie di politiche che permettano anche l'accoglienza e l'integrazione dei giovani studenti internazionali che davvero provengono da tutto il mondo. Noi abbiamo un International Office, siamo pronti all'accoglienza, abbiamo tutto un sistema anche di tutorato che segue questi studenti, e poi ricordo sempre che siamo forse l'unico ateneo italiano che ha la questura all'interno dell'università. Attualmente sono 7.500 gli studenti internazionali che si aggiungono a quelli in arrivo da ogni parte d'Italia, attirati da una occupabilità al termine degli studi che totalizza un punteggio altissimo, 91. Non solo lavoro, il risultato è legato alle operazioni realizzate in tema di sostenibilità e di diritto allo studio, con la no tax area 30.000 euro più alta d'Italia. Una città nella città di Padova, l'università che con Padova dialoga da sempre. Sullo sfondo il tema case e caro affitti, su cui anche l'università è operativa, e le grandi sfide future a partire dal campus di scienze sociali ed economiche che sorgerà alla ex caserma Piave e dal nuovo ospedale di Padova Est. Siamo in chiusura, vi lascio alla sigla e poi alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.